vita Luxardo nasce nel 1821 a Zara, sulle coste della Dalmazia, all'epoca sotto dominazione austriaca, ma comunque territorio tradizionalmente appartenente alla Repubblica di Venezia e dunque popolata dai italiani. Girolamo Luxardo era appartenente al ceto del piccolo patriziato genovese, era un imprenditore, venne mandato a Zara come console del re di Sardegna per una missione diplomatica. Lì si stabilì continuando la sua attività imprenditoriale. Ma ben presto, essendo una persona di grande intraprendenza, affiancò altre iniziative, tra cui quella della produzione di un liquore che tradizionalmente si faceva in quelle aree geografiche, ossia il maraschino, il rosolio maraschino. Tra poco compiremo 200 anni. Passarono le generazioni, con la Seconda Guerra Mondiale, con l'esodo degli italiani dalle terre di Istria e Dalmazia, con le gravi perdite subite dagli italiani e anche da alcuni membri della nostra famiglia, fu necessario ovviamente trasferirsi dall'altra parte dell'Adriatico. Le zone che potevano essere scelte per questo trasferimento erano diverse, ma naturalmente i legami con la cultura, la tradizione, la storia di Venezia erano prevalenti. Quindi i superstiti della famiglia si trasferirono sfollati a Venezia. Per la sede della nuova azienda mio zio Giorgio all'epoca cercò un terreno collinare e l'unico terreno collinare disponibile in queste zone era quello dei Colli Euganei. Le colline sono indispensabili per la coltivazione delle marasche, le ciliegie acide che sono la materia prima dalla quale si ricava il maraschino. Abbiamo sempre respirato la storia e la tradizione di laboriosità, di serietà che contraddistinguono, me lo lasci dire, le nostre terre da sempre. Siamo qui a Torreglia da circa 70 anni, è attiva la 7ª generazione della famiglia, io sono la 6ª. Oltre al maraschino, che è il nostro prodotto principale, produciamo un'ampia gamma di liquori dolci, tra cui quelli tipicamente per tradizione italiani come l'amaretto, il limoncello, la sambuca, gli amari, il fernet, che esportiamo in tutto il mondo. L'attuale Zadar in Croazia trova un tessuto edilizio pesantemente alterato dai terribili bombardamenti anglo-americani del 1944. Però esistono ancora delle vestigia che parlano al cuore di chiunque, non soltanto degli italiani e senza nessuno spirito, revanchista. La porta di terraferma del San Micheli o l'abbazia di San Grisogono, eccetera, tutte cose che hanno lo stigma, l'impronta architettonica della Serenissima. Da parte nostra, naturalmente, c'è un grandissimo legame affettivo, emotivo e storico. Questo logicamente non lo cancellerà nessun bombardamento. Ho fatto il docente universitario e il mio insegnamento era letteratura italiana contemporanea. L'ho fatto all'Università di Padova prevalentemente. Una dozzina di anni fa ho avuto il grande privilegio di avere ricevuto da Confindustria Veneto l'offerta di entrare nella compagine, direttiva del Premio Campiello, prima come membro del comitato di gestione, poi come presidente. Adesso sono alla mia 2ª presidenza dopo un intervallo. E questo naturalmente mi onora, per me è stato molto lusinghiero e naturalmente mi permette di continuare ad essere a contatto con la cultura italiana e soprattutto con la narrativa italiana, che poi era in realtà l'ambito di cui mi occupavo quando facevo il docente universitario. Sono naturalmente riconoscente alla Ditta Masi e al suo premio per avere individuato in me, penso però come esponente di una storia, di una vicenda imprenditoriale, di una famiglia, la persona da premiare. Sicuramente lo accetto con grande piacere, con grande orgoglio e con grande riconoscenza.